Il bilancio è assolutamente negativo, oserei dire disastroso, da tutte le parti ormai arrivano note negative, non solo dalla Corte dei Conti, che è quella che ovviamente dà i segnali più allarmanti, ma principalmente arrivano dalla città, dalla società civile, dalle imprese, dalle aziende, dai commercianti. Tutti ovviamente hanno che dire da questa amministrazione che continua a latitare su tutti i fronti. Noi non possiamo più consentire, nonostante inizialmente abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo nei confronti dell'amministrazione Bianco, ma ci siamo resi conto che questo atteggiamento costruttivo non serve a nulla perché questa amministrazione è incapace e non vuole lavorare. E allora noi dobbiamo, per responsabilità, necessariamente cambiare ovviamente il termine di paragone che finora ha voluto rapportarci con questa amministrazione, e al rientro delle vacanze saremo costretti e obbligati a presentare una mozione di sfiducia anche per capire chi è a favore di questa amministrazione e chi è contro. Ci comporteremo come ultimo atto perché non siamo noi coloro che porteranno questa città nel baratro, perché l'abbiamo tirata su quando eravamo noi al governo della città e non saremo noi a buttarla, dicevo, nel baratro, ma avremo un atteggiamento anche in questo caso di non opposizione dura. Non voteremo mai questo bilancio, non garantiremo nemmeno il numero legale perché se lo dovranno votare loro, ma non faremo ostruzionismo, ma sarà l'ultimo atto che consentiremo a questa amministrazione. Dopodiché sarà sfiducia, e se la sfiducia non dovesse passare sarà ostruzionismo duro, serio e pesante.